Paesaggi visivi e sonori è un laboratorio permanente per diffondere buone pratiche sulla cultura accessibile in Sardegna. È un progetto di immediazione rivolto agli operatori di musei, siti archeologici e servizi turistici, per sensibilizzare il mondo della cultura sulle disabilità sensoriali. Insieme a noi, persone cieche, ipovedenti e sorde accompagnano gli operatori alla scoperta dei bisogni e delle difficoltà dei disabili sensoriali nell'accesso alla cultura e ai suoi spazi. Il progetto pilota parte a marzo 2017 al Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada, dove insieme alla nostra interprete Lis Manuela accompagniamo gli operatori nel mondo della sordità e della sua lingua, la LIS, la lingua dei segni italiana, con la quale la comunità sorda esprime la sua cultura. Partecipa al nostro viaggio sensoriale a Mamoiada Luca, che ci spiega cosa una persona sorda spera di trovare in un museo, interpreti e videoguide in LIS con sottotitoli. Senza questi accorgimenti non c'è accessibilità per le persone sorde. E per ciechi e ipovedenti? Nina, esperta tiflologa, racconta quante disabilità visive esistano e quanto siano tutte l'una diversa dalle altre. Monica e Paola, dell'Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, accompagnano gli operatori nel mondo della cecità e dell'ipovisione. All'interno di un museo, una persona ipovedente ha bisogno di trovare didascalie con caratteri semplici, chiari e della giusta dimensione. Nell'80% dei musei, le didascalie non sono accessibili agli ipovedenti. Una persona cieca ha bisogno di poter toccare e di descrizioni accurate, che le permettano di visualizzare con la mente ciò che non può osservare con gli occhi. Dai paesaggi visivi e sonori di Mamoiada capiamo che il non sentirsi pienamente accolti nelle strutture museali crea barriere al godimento dell'arte e della cultura. Solo l'abbattimento di questi ostacoli può offrire pari opportunità di accesso a tutti i visitatori.